Continua la polemica sulla mancata intitolazione a Quirino De Giorgio dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle. Una polemica nata dal veto che è stato posto in quanto l'architetto padovano non è stato ritenuto significativo dal punto di vista valoriale, vista la sua adesione al regime fascista. Una motivazione che però lascia perplessi i due sindaci dei comuni dell'Alta Padovana, dove sono presenti opere di De Giorgio, stimato architetto anche negli anni del dopoguerra. Credo che soprattutto in questi casi bisognerebbe avere dei criteri di valutazione oggettivi, ed è oggettivissimo il fatto che Quirino De Giorgio abbia segnato in maniera positiva il territorio di San Giorgio delle Pertiche e anche quello di Santa Giustina in Colle, costruendo opere come il cimitero, il memoriale, come il Palazzo dei Toni, come le stesse scuole elementari di Santa Giustina in Colle, che sono opere uniche, sono opere d'arte che vengono apprezzate, che sono state inserite all'interno di libri di architettura e di storia, e quindi ne hanno caratterizzato, ne caratterizzeranno anche nel futuro proprio l'identità territoriale. Quindi insomma, al di là di quello che può essere un passato di gioventù dell'architetto, io credo che il criterio oggettivo della valutazione non possa che essere il criterio migliore ogni volta, al di là giustamente dei paraocchi.